È la seconda puntata del Blocchiamo Tutto Day, studenti in piazza per dire no alla crisi, un appuntamento che cade all'indomani del giuramento del nuovo governo Monti. Ma a differenza del primo appuntamento, quello del 7 ottobre scorso, ecco come si presentava stamane Piazza Cavour ad Agrigento. È qui che avrebbero dovuto ritrovarsi gli studenti delle scuole superiori e universitari. Alla fine si sono contate solo poche decine di ragazzi. Una protesta indetta in 60 città italiane dai sindacati Cobas-Cub contro quella che gli studenti considerano la politica capitalista degli ultimi governi. Ad Agrigento, come detto, la mobilitazione ha visto la partecipazione di pochi studenti e di poche scuole. Il corteo radunato in piazza Cavour avrebbe dovuto proseguire per il Viale della Vittoria fino a piazza Municipio. A scoraggiare la partecipazione probabilmente anche la pioggia che nel corso della mattinata ha fatto capolino. Una manifestazione, come detto, che cade a sole 24 ore dalla formazione del nuovo governo ed è stata un'occasione per gli studenti per rivendicare il diritto allo studio e al libero accesso ai saperi. Un messaggio forte e chiaro, quello che hanno voluto mandare al nuovo ministro all'istruzione Francesco Profumo, sollecitando un'inversione di marcia rispetto al passato, chiudere definitivamente l'era dei tagli indiscriminati e trasversali che hanno distrutto le scuole e le università in questi anni, rimettere al centro il ruolo della cultura e investire sull'istruzione. Più massiccia la partecipazione studentesca a Palermo, con qualche momento di tensione e di incidenti che hanno provocato anche il ferimento di una persona. E per rimanere sul fronte della scuola, l'insegnante Gaetano Bonvissuto è stato eletto nuovo segretario provinciale del comparto scuola della CGIL di Agrigento. L'elezione è avvenuta stamani al termine di un'assemblea sindacale. Prende il posto di Rosa Battaglia.